Ma perché quando parliamo gesticoliamo così tanto? La risposta ha più di 2000 anni! Io vorrei sapere, e tu? La gestualità è diffusa in tutta Italia, ma a Napoli e nel sud è una seconda lingua. Spesso dimentichiamo che a Napoli, prima dei Romani, ci sono stati i Greci e la loro cultura qui ha lasciato un segno indelebile. Per i Greci la parola non bastava. Nei mercati affollati e multiculturali il gesto era una lingua universale, capace di farsi capire da chiunque. Nell'Ottocento l'archeologo Andrea De Iorio notò qualcosa di incredibile. Molti dei gesti utilizzati dai napoletani erano identici a quelli raffigurati sui vasi greci. Per lui non era una coincidenza, ma una vera e propria continuità culturale col passato. Prima di proseguire, se ti piace conoscere curiosità come questa e vuoi anche supportarmi, clicca segui il profilo. È importante poi ricordare che con i greci nasce anche il teatro, e cioè l'arte di esprimersi non soltanto con la parola, ma anche con i gesti. E a Napoli quest'arte non si è mai persa, anzi si è evoluta, dal teatro antico alla scena napoletana, fin dentro i vicoli della città. Quindi, se qualcuno ti critica perché mentre stai parlando muovi troppo le mani, un po' come sto facendo io, ricordagli che stai utilizzando un'arte millenaria, che dall'antica Grecia è giunta fino alle nostre mani. E tu usi i gesti quando parli? Ce n'è uno che fai sempre senza accorgertene?